celebra oggi la festa di Santa Lucia tra fede e tradizioni. Io non ci casco, incontro alla chiesa Madonna della Provvidenza. Altri nomi scritti nel giardino dei giusti, tra cui quello di Papa Paolo VI. 2 imprenditori arrestati dalla Guardia di Finanza a Palermo. Benvenuti su TV Notizie. Si celebra oggi Santa Lucia. Ad Agrigento, nella chiesa dedicata alla Santa in via Empedocle, per tutta la giornata vengono celebrate le messe. Come ogni anno, tutte le celebrazioni sono seguite da numerosi devoti di Santa Lucia. Nel pomeriggio si terrà la processione del simulacro per le vie del centro. La tradizione vuole che nel giorno di Santa Lucia venga distribuita la cuccia. Vediamo il servizio di Arturo Cantella. Oggi Santa Lucia, Don Maurizio ha voluto con i suoi parrocchiani offrire in collaborazione con Euroform la cuccia di Santa Lucia. Sì, ogni anno la parrocchia ha voluto vivere questo momento di fede. Stamattina ci siamo ritrovati in parrocchia, abbiamo celebrato la messa e poi abbiamo portato avanti anche la tradizione della cuccia, che per noi siciliani è indispensabile, potrei dire, è qualcosa di bello, dove riunisce la comunità e si vive anche l'agate fraterna. Ho voluto ricordare ai parrocchiani che celebrare la festa di Santa Lucia significa chiedere a questa santa che possiamo avere la vista del cuore in una società che è insensibile, una società che a volte si gira dall'altro lato evitando di guardare veramente il bisognoso, il povero. Ecco, Santa Lucia possa essere per noi quella luce che ci indirizza verso la grazia e ci invita anche ad imitare in un tempo così di tenebre, ecco, la luce vera, la luce che è Cristo Gesù, quella luce che aspettiamo per il giorno di Natale. Don Maurizio, prossimo appuntamento in vista del Santo Natale? Adesso ci sono un sacco di attività. Intanto inizieremo la novena del Santo Natale giorno 16, dove ogni sera la comunità sarà coinvolta, vivremo la novena, quella liturgica, poi è bello anche con i bambini vivere la novena, quella tradizionale, con canti siciliani, canti popolari che portano gioia e armonia. Oggi siamo venuti con i ragazzi a affiancare Don Maurizio a offrire la cuccia alla parrocchia. Spieghiamo cos'è la cuccia. La cuccia come viene fatta, ecco, qualcosa di tecnico. Allora, cuccia, Santa Lucia, quindi nella tradizione, non è altro che frumento cotto con i ceci, e poi mettiamo buccia d'arancia, buccia di limone e alloro. Dopodiché la serviamo con lo zucchero o con il sale, o abbiamo fatto un ristretto di vino e zucchero, come il mosto cotto, però abbiamo fatto il vino cotto. Particolarmente apprezzate, considerando che è già finita, non è appena servita. Sembra che sia stata gradita. Io non ci casco, la campagna a tutela degli anziani, incontro alla Chiesa Divina Provvidenza di Agrigento. Continuano gli impegni della campagna istituzionale informativa per prevenire quello che succede, diciamo, le truffe verso gli anziani. Io non ci casco, organizzata dal Comune. Oggi è la volta della Chiesa della Parrocchia Divina Provvidenza qui al campo sportivo. Oggi siamo al campo sportivo, ringrazio Don Calogero per l'ospitalità e l'intera comunità, insieme alle forze dell'ordine e alla Caritas anche qui al campo sportivo, per presentare il progetto Io non ci casco, che sta avendo un importante risultato in termini di divulgazione e anche di aiuto verso questo problema dell'odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Continueremo con gli incontri itineranti sia nelle parrocchie sia nelle sedi sindacali dei pensionati della città.
il prossimo anno speriamo di abbracciare tutte quelle che sono le istituzioni scolastiche. Il 22 di dicembre faremo una iniziativa sempre in itinere al progetto Io non ci casco a Natale, la presenteremo al Teatro Pirantello nel foyer, sarà un ulteriore momento di confronto e di informazione e di divulgazione, dove anche lì le forze dell'ordine ci daranno il loro punto di vista, i loro spunti, e saranno, diciamo, ancora più utili anche in questo periodo natalizio, perché è un periodo, quello natalizio, e delle festività, dove come dire, le truffe sono ancora più presenti, perché basta pensare agli acquisti, dei regali o anche agli acquisti online, e anche lì vogliamo incidere cercando di arrivare con il messaggio alle persone anziane e non solo per combattere questo bruttissimo fenomeno delle truffe. Arrivano delle istanze al comune, sono arrivate delle istanze da parte dei cittadini? Più che istanze arrivano le telefonate delle persone anziane, perché noi abbiamo messo un numero dedicato dove risponde la dottoressa Urso, e sono arrivate numerose chiamate dove la dottoressa Urso, diciamo, in qualità di psicologa, cerca di seguire e dare delle informazioni rispetto anche, ad esempio, le cose più frequenti sono la messaggistica che in questo momento arriva nei nostri cellulari, che sono delle truffe per quanto riguarda il cambio di posta, il cambio di IBAN o il bonifico fantomatico di una banca o quant'altro, e noi siamo pronti lì a rispondere, ma ricordo che comunque se c'è un tentativo di truffa il numero unico dell'Interforce, il 112, è sempre disponibile. Questa sera Io non ci casco è alla parrocchia La Divina Provvidenza, qui al campo sportivo, per continuare i suoi itinerari informativi. Sì, siamo alla chiesa della Beata Maria Vergine della Provvidenza, stiamo svolgendo un incontro con gli anziani che appartengono a questa comunità e non solo anziani, e grazie alla collaborazione della Caritas con Letizia Santino siamo riusciti a organizzare quest'altro incontro in questa parrocchia, comunque che già comprende una grossa quantità di persone, ma soprattutto grazie alla disponibilità di Don Calogero, che ci ha dato la possibilità di incontrare queste persone. Sicuramente continuare a parlare di questo fenomeno è dannoso comunque, perché comunque dobbiamo capire che procura il danno non solo agli anziani ma anche ai familiari o ad altre persone, e riesce a coinvolgere, a sensibilizzare, ad attenzionare nei confronti di questo fenomeno, ad attenzionare diciamo, queste situazioni dannose. Possiamo fare un bilancio già dopo i tanti incontri? C'è anche un numero, cui lei è la referente, se magari ci può indicare quali sono le segnalazioni che arrivano o i consigli che chiedono magari gli utenti. Diciamo che ci sono state diverse, oltre come bilancio possiamo solo dire che il territorio di Agrigento per questa fascia di età è stata molto interessata, ha partecipato attivamente agli incontri, ci sono state diverse testimonianze, infatti è un fenomeno diffuso, magari non se ne parla, però quando ne parliamo escono fuori determinate situazioni, esperienze che succedono proprio a tutti noi. A me personalmente è successo pure, quindi succede che arrivano dei messaggi o arrivano, diciamo, delle chiamate o dei contatti di persone che vogliono comunque portarti a selezionare determinati link che magari sono pericolosi, che però magari inizialmente non facciamo caso. Grazie a queste campagne di sensibilizzazione siamo riusciti a far emergere un po' il fenomeno. Diciamo che anche in ufficio abbiamo ricevuto diverse chiamate di anziani magari che a casa non ne parlano perché sono incerti se effettivamente è giusto rispondere o è sbagliato rispondere, e quindi ci sono stati diversi momenti di confronto anche attraverso le chiamate. Oltre, diciamo, che l'aspetto della diffusione è una grande, diciamo, un lavoro importante è stato fatto soprattutto dalle forze dell'ordine, perché con le loro esperienze e con il lavoro presente nel territorio concreto, perché toccano con mano il fenomeno, siamo riusciti a toccare con mano pure noi il gravoso, dannoso fenomeno delle truffe agli anziani, e continueremo sicuramente questo lavoro per il nuovo anno, perché grazie al finanziamento che ci è stato riconcesso dalla prefettura vorremmo essere più presenti e coinvolgere più direttamente le persone pure che sono vicini agli anziani, quindi anche ai familiari, ai nipoti, e cercare di fare un lavoro ancora più capillare in tutto il territorio. Però devo fare una riflessione
la voglio fare proprio perché il territorio, le risorse territoriali ci stanno aiutando moltissimo e stiamo facendo un lavoro di rete che ci sta dando la possibilità di raggiungere pure quegli anziani che si trovano soli a casa o che magari hanno difficoltà ad uscire dalle proprie abitazioni. Come valuta questa iniziativa che vede coinvolta oggi la sua parrocchia? Tutto ciò che serve ad aiutare le persone a non farsi ingannare è sempre cosa buona. Noi l'avevamo già fatta l'anno scorso, per cui è un ripasso. Per i nostri anziani è una cosa buona. Arrivano delle istanze magari da parte di qualche parrocchiano che è coinvolto in qualche truffa? In questo momento, io sono 2 anni che sono ritornato, non ho avuto notizie, però negli anni ho saputo di diverse difficoltà di questo genere, sì. Il Giardino dei Giusti nella Valle dei Templi si arricchisce di altri nomi che fanno parte della nostra storia. Venerdì si svolgerà la cerimonia di dedicazione con i nomi di Papa Paolo VI, del commissario di polizia Beppe Montana, i caduti nell'eccidio di Cefalonia, il canonico Vincenzo Morinello, lo storico Giacomo Gorrini e Calogero Marrone. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia di Studi Mediterranei. Veniamo alla cronaca. 2 imprenditori sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza a Palermo per fatture false. Sono accusati di aver organizzato una frode fiscale grazie a false fatturazioni per favorire 3 imprese edili. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Palermo su richiesta della Procura nei confronti di Salvatore Città, 68 anni, di Bagheria, in provincia di Palermo, amministratore della società Milotta Group, la Fover e l'Ecofer SRL, Gianfranco Milotta, 46 anni, di Alcamo, amministratore di diritto e di fatto della Milotta Group, della Lavofer e della Lecofer. Per Giacinto Sciortino, di 47 anni, residente a Bagheria, il GIP ha disposto l'obbligo di dimora. Gli indagati in totale sono 24, tra persone fisiche e giuridiche, accusati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di documenti contabili, autoriciclaggio, omessa dichiarazione indebita, compensazione e omesso versamento. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo nella forma equivalente di somme e beni per oltre 14 milioni di euro, pari al profitto dei reati tributari contestati dall'autoriciclaggio ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. Le indagini sono state condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, avrebbero permesso di scoprire l'esistenza di un'organizzazione criminale che dal 2016 al 2020 si sarebbe avvalsa di un consulente fiscale palermitano per favorire 3 società specializzate nel commercio di materiali per l'edilizia, riconducibili a un imprenditore di Alcamo. Collato sistema avrebbe generato false fatturazioni per oltre 37 milioni di euro, utilizzati 22 società cartiere in Sicilia, ma anche in Lombardia, Veneto e Puglia. Le aziende che utilizzavano le false fatturazioni, una volta incamerati gli indebiti vantaggi fiscali, venivano svuotate dal compendio societario, trasferito ad altre imprese neocostituite, successivamente messe in liquidazione e fittiziamente trasferite all'estero, in Russia e Bielorussia, per rendere particolarmente difficoltosi gli accertamenti del fisco. La documentazione contabile veniva sempre distrutta, il meccanismo creato, oltre ad abbattere le imposte dovute per oltre 9 milioni di euro, avrebbe consentito anche la creazione di un ingente credito IVA per oltre 2,3 milioni di euro, oggetto di autoriciclaggio attraverso il trasferimento in altre società riconducibili agli indagati, in buona parte già compensato indebitamente con imposte realmente dovute che in tal modo non sono state versate all'erario. Educazione ambientale per un Mediterraneo sostenibile, un progetto dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara. Oggi celebriamo la conclusione del progetto Edenmed, al quale il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ha dato il suo sostegno come partner.
ed è una giornata molto importante perché celebra proprio il rapporto tra università e scuola. Devo dire che EdenMed è un progetto che, parlando dell'ecologia, della sostenibilità e soprattutto dei valori del Mediterraneo, ha introdotto delle tematiche veramente attuali, ma queste tematiche non sono state svolte, approfondite solo dal punto di vista teoretico dall'università, ma hanno trovato uno scambio molto importante anche con l'esercizio dell'insegnamento, lavorando fianco a fianco con i docenti delle scuole e con gli studenti. Quindi è un progetto molto interessante, efficace, che producendo questo manuale che oggi vede la luce e viene presentato per l'insegnamento dei valori della sostenibilità e del Mediterraneo, dell'ambiente, educazione all'ambiente, dà un contributo notevole per diciamo per la introduzione di questi temi all'interno di una formazione scolastica che non deve mettere a margine alcuni valori come quello dell'ecologia e della sostenibilità, ma deve renderli intrinseci rispetto all'esercizio della formazione. Sono Pia Cappuccio, sono docente di pedagogia sperimentale e nel progetto EdenMed sono il referente scientifico e il coordinatore di questo progetto, almeno dell'unità locale dell'Università di Palermo è il professore Lavanco. Oggi ad Agrigento, in modo particolare qui alla scuola di Favara, concludiamo questo percorso che è durato circa 2 anni, dal 2021 fino ad oggi, e in questo evento di chiusura, che è l'evento di chiusura siciliano, andiamo a presentare quelli che sono i prodotti finali e in modo particolare il manuale che è stato costruito grazie alla collaborazione delle scuole e quindi degli insegnanti, dei referenti scientifici che fanno parte del progetto e di tutti i partner che appartengono al progetto, sia italiani, quindi siciliani, che tunisini. Il testo si intitola EdenMed, la mia scuola e il mondo, ed è volto a individuare quelli che sono gli elementi della sostenibilità, caratteristici della sostenibilità, ma soprattutto è un manuale rivolto agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, perché contiene una serie di attività che possono essere svolte per implementare quello appunto che è il pensiero sostenibile e quindi l'educazione sostenibile, nell'ottica proprio di quel processo che possa diventare un processo duraturo nel tempo e non si concluda con il progetto che appunto ha caratterizzato insieme alla Tunisia questi 2 anni. Un'altra importantissima giornata oggi nelle scuole di Favara e soprattutto alla Falcone Borsellino. Oggi viene presentato anche ai ragazzi questo progetto che è in sinergia e collaborazione con le università, che cerca di affrontare in un modo nuovo e innovativo i temi importanti dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile attraverso una collaborazione delle applicazioni, materie che i ragazzi capiscono meglio e alle quali sono più abituate. Quindi oggi si fa questa iniziativa, ripeto, così importante, soprattutto per spiegare ai ragazzi l'importanza della sinergia tra i vari enti che si occupano di queste importanti materie. Sono Lucia Maniscalco, sono un supporto del comitato scientifico del progetto, per il progetto EdenMed del partner UNIPA, e mi sono occupata di quello che è la sperimentazione di una batteria di attività didattiche nell'ambito dell'educazione ambientale da poter sperimentare in tutti gli ordini e gradi della scuola. Nello specifico l'attività di cui mi sono occupata è proprio la creazione di un'app, di uno strumento tecnologico digitale utile a diffondere quelli che sono i contenuti dell'educazione ambientale, e nello specifico quest'app, attraverso una strategia di gamification, tende a incrementare quello che è un corretto stile di vita sostenibile. Quindi gli studenti, grazie a delle unità, delle missioni e delle medaglie, possono cambiare proprio il loro stile di vita e quindi cercare di diventare attivare uno stile di vita sostenibile.
Siamo molto orgogliosi di essere diventati parte del gruppo e della grande famiglia Edenmed, questo progetto straordinario perché parte da quelle che sono le esperienze didattiche della scuola. Noi abbiamo portato appunto il nostro progetto curriculare di educazione ambientale, quindi ci siamo candidati al concorso Edenmed non con qualcosa di straordinario ma con l'ordinario, quello che solitamente facciamo, e devo dire che è stata un'importante occasione di confronto, di crescita, di diffusione anche di quelle che sono le buone pratiche didattiche all'interno della scuola. Abbiamo avuto l'opportunità di valorizzare i nostri punti di forza, analizzare le criticità del nostro operato e da questo prendere spunto per migliorare sicuramente il nostro approccio alla sostenibilità ambientale e all'educazione ambientale. Siamo veramente contenti e abbiamo oggi questo straordinario manuale pedagogico che potrà rappresentare un importante supporto per tutti i docenti che vogliono approcciarsi al mondo della sostenibilità ambientale migliorando appunto l'approccio adottato. Convegno al Consorzio Universitario di Agrigento sulla situazione economica del territorio in collaborazione tra Banca d'Italia e INPS. Economia e territorio, interessante confronto, dibattito al Polo Universitario di Agrigento. Quali sono gli obiettivi di questo incontro? Sono molteplici poiché si presentano stamattina i dati semestrali della Banca d'Italia dopo la presentazione del rapporto annuale che è stato effettuato a maggio di quest'anno, e si anticipano i dati del bilancio sociale dell'INPS che verrà presentato proprio il giorno 15. In questa tematica fra luce ed ombre metteremo anche in evidenza quelle che sono le potenzialità del territorio e le risorse finanziarie che nei prossimi anni sono destinate alla Sicilia intera, sia per quanto concerne i fondi del FES sia anche per quanto riguarda i fondi del PNRR. Delle risorse certamente importanti perché parliamo complessivamente entro il 2027 di quasi 28 miliardi di euro. Nonostante appunto il taglio del PNRR che ha comportato una decurtazione di 1,5 miliardi nelle risorse destinate alla Regione. Ci sono quindi tutte le condizioni per poter far sì che la Sicilia possa riprendersi da una situazione, diciamo così, di distacco, anche visti i dati della Svimez che sono stati presentati proprio qualche giorno addietro, una situazione di distacco che potrebbe palesarsi da qui a qualche anno, insomma, con i dati nazionali. Nello specifico, quali sono le difficoltà del territorio agrigentino? Il problema che ha il territorio è quello della capacità di progettazione mancata. Le risorse ci sono, ce ne sono anche tante. I territori comunali, tutti i singoli comuni, notiamo una carenza proprio di risorse apicali, di risorse dirigenziali, di risorse specifiche. Faccio un esempio: per i bandi asili nido soltanto 12 comuni su 43 hanno presentato i progetti per gli asili nido, portando a casa qualcosa come, credo, vado a memoria, 6 milioni di euro, qualcosa del genere. Se chiaramente queste risorse umane potessero in qualche modo essere messe a sistema, noi avremo una capacità di progettazione certamente migliore, e su questo vi anticipo quello che avevo già presentato a maggio in Banca d'Italia, la ipotesi di mettere assieme gli ordini professionali, 5, 6, 7 ordini professionali con contratti a tempo determinato nei comuni. Se ciascun comune potesse prendere 6, 7, 8 risorse con i fondi stessi del POR e del PNRR per una capacità di progettazione da mettere in campo, noi potremmo risolvere finalmente questo gap, perché mancano proprio le professionalità all'interno degli enti pubblici. Se si riuscisse a fare un ponte fra gli ordini professionali con contratti, ripeto, a tempo determinato di 5-6 anni, tanto quanto basta per progettare, presentare e avviare la progettazione, le ricadute economiche nel territorio sarebbero certamente straordinarie. Iniziati al Circolo Empedocleo di Agrigento gli spettacoli teatrali. Carmelo Lentini.
Da qualche settimana il Circolo Empedocleo di Agrigento ha iniziato una serie di manifestazioni culturali e musicali. Venerdì 24 novembre è andato in scena Il Vendicatore di Francesco Lanza nell'adattamento di Giuseppe Gramaglia, che ha firmato anche la regia. Nel cast hanno figurato Giuseppe Gramaglia, Massimo Agozzino, Lia Cipolla, Elina Dispensa, Lillo D'Alea e Maurizio Lucera, Maria Fantauso e Rosa Lafranca. Sabato prossimo 16 dicembre alle 18, serata dedicata invece alla musica leggera e specificatamente alle canzoni degli anni 60 con il gruppo Generation 60. Mercoledì 20 dicembre appuntamento con il cantastoria Nonò Salamone, protagonista di Cunti e Stracunti e Cante di Natale. Ed ora interviste con il presidente del Circolo Empedocleo Giuseppe Adamo e il consigliere Gaetano Alletto, che approfondiscono le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. Sì, abbiamo iniziato già con a metà di novembre praticamente tutte le attività proposte dal Circolo Culturale Empedocleo sono riprese a pieno regime con il primo spettacolo del Teatro da Camera e poi le altre attività che quest'anno si arricchiscono di altre nuove proposte, uno dei quali sono i concerti di gruppi musicali del territorio e quest'anno faremo 6 concerti con cadenza quasi mensile, e questa è una novità. Poi ci sarà anche la novità dei concerti dei cori polifonici che dovrebbero iniziare pure entro questo mese di dicembre, e con questo praticamente tutte le attività proposte dal Circolo Culturale Empedocleo sono entrate tutte a pieno regime. Ecco, ci sarà anche uno spazio dedicato al teatro. Il Teatro da Camera ormai è giunto alla settima edizione, facciamo degli spettacoli proprio tra virgolette di Teatro da Camera, sono delle opere a livello nazionale compendiate diciamo in un'oretta e 10 di spettacolo, proprio per renderlo più pratico per una sala come quella del Circolo Empedocleo, però diciamo manteniamo gli autori che trattiamo completamente diciamo con l'opera che stiamo trattando, lasciando inalterato il contenuto proprio dell'opera. Abbiamo spaziato in questi 7 anni su tutta la cultura sia nazionale che internazionale, e i risultati ci hanno dato fino a questo momento ci hanno dato ragione. Accanto al presidente Adamo c'è Gaetano Alletto, che ha curato anche lui minuziosamente un po' tutte queste manifestazioni, specialmente in particolar modo su quello che riguarda la musica, ecco, la musica che varierà dagli anni 60 a salire. Ce ne può parlare? Prima di questo gruppo il presidente ha presentato il teatro, è già partita la stagione della musica classica che già ha presentato nei giorni scorsi con il primo concerto del Liceo Classico Musicale Empedocle, dove si esibiscono gli studenti, i giovani studenti, le promesse della musica classica futura. Invece abbiamo preparato, come già accennava il Presidente prima, un programma di 6 concerti che si amplierà probabilmente per dare spazio a gruppi locali che propongono musica leggera, musica rock e musica anche rock jazz e jazz moderno. Come l'anno scorso abbiamo condiviso l'idea di fare dei concerti per la pace, perché stiamo attraversando un momento difficile nel mondo e si va, perché l'anno scorso eravamo nel pieno del conflitto Russia-Ucraina, ma quest'anno si è aperto un altro conflitto nel Medio Oriente e questa cosa ci preoccupa molto. Quindi questi concerti hanno come sfondo un'idea di pace,
E questa idea verrà espressa dai gruppi che proporranno dei brani del passato, più o meno recente, sul tema, quindi sul tema della pace, e proporranno dei brani di musica che trattano questo argomento contro la guerra e per il mantenimento della pace. Quindi anche questo piccolo contributo vuole dare il Circolo Empedocleo affinché possano chiudersi le guerre in corso e fare veramente i concerti per fare divertire la gente, gli studenti, spensieratamente. Ecco, chi potrà assistere a questo spettacolo oltre ai soci? Allora, il Circolo Empedocleo è sempre aperto alla città di Agrigento e gli ingressi sono gratuiti. Praticamente fino a esaurimento posto. Sì, esaurimento posto. E poi chiaramente ci sono dei posti riservati per i soci che sono il fulcro, diciamo, il fulcro portante di tutta questa organizzazione, ma siamo aperti alla città. Quindi Agrigento si pone avanti guardando verso, cioè il Circolo Culturale si guarda ad Agrigento 2025 e quindi offrendo dei prodotti culturali veramente di alto livello. Già inizieremo sabato 16 dicembre con un gruppo che si occuperà degli anni 60 Generation, che ripercorrerà i temi di allora, che, attenzione, sembrava che fossero dei temi leggeri, di musica leggera tout court, fino a se stessa, invece no, già germogliavano messaggi contro la guerra, contro la violenza, anche contro la violenza. Contro la violenza e quindi già da allora, ecco, loro esibiranno questi brani che propongono già da qualche anno, ma riarrangiandoli, rendendoli moderni. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco. I dati dell'INAIL nel rapporto annuale, vediamo. In forte calo l'andamento infortunistico nei settori trasporti, magazzinaggio, sanità e assistenza sociale, stabile il settore costruzioni. In aumento gli infortuni in itinere, e questo quello che emerge dal rapporto annuale INAIL Sicilia presentato questa mattina presso la sala Mattarella dell'Assemblea regionale siciliana. È un evento che si replica ogni anno sia a livello nazionale al Montecitorio con la presenza del Capo dello Stato, e a livello regionale ogni regione presenta i propri dati e le proprie iniziative che sono state realizzate all'interno del territorio regionale. È un evento importante perché in qualche modo noi diamo conto di quella che è l'attività che l'Istituto ha posto in essere e informiamo, diciamo, tutte le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e il territorio di quelle che sono le iniziative e i progetti che intendiamo portare avanti in questa regione. I dati rilevati nell'isola al 31 ottobre 2023 registrano un calo del fenomeno infortunistico del 23,43%, una riduzione maggiore rispetto a quella nazionale pari al 17,8%, dovuta anche al minor peso dei casi di contagio da Covid-19. Non diminuiscono invece gli infortuni in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare nei primi 10 mesi dell'anno un aumento del 12,37%, superiore all'incremento nazionale pari al 5,29%. Sì, i dati di quest'anno sono un po' più positivi perché comunque l'anno scorso sono stati fortemente condizionati dai casi Covid e quindi in qualche senso, diciamo, abbiamo una comparazione che ha una riduzione considerevole da questo punto di vista. Tuttavia non ci accontentiamo mai del dato raggiunto, perché dobbiamo comunque insistere da questo punto di vista ad avviare tutte le iniziative utili e necessarie per poter valorizzare gli interventi di prevenzione e far sì che gli infortuni alla fine diminuiscano. Torna a Messina il trenino del Buon Pastore carico di giocattoli per i bambini poveri della città. Il servizio. Andate nei negozi di giocattoli e
donate sorrisi a chi sorrisi non ha, e tanti bambini poveri di Messina. Io vi ricordo che il centro aiuta 250 bambini che sono in grave difficoltà. Questi bambini aspettano dei giocattoli nuovi. Bambini che non possono vivere quell'atmosfera del Natale come purtroppo altri, ecco perché diventa un'esigenza mettere in evidenza soprattutto queste iniziative in questo periodo nel quale vediamo una città addobbata a festa, è festa per molti ma non è festa per tanti. Ammetto la mia particolare situazione, io odio le luci di Natale, io ho scritto anche in un libro che le luci di Natale spengono le luci del cuore, quindi mi dà proprio fastidio vedere molte luci, non a Messina ma in tutte le parti del mondo, perché spesso si fanno per motivi commerciali o altro, sono altre le luci che dobbiamo accendere, il vero Natale è quello che si dà ai più poveri, il resto è economia. E poi c'è anche una nuova edizione di Un amore di Natale, anche questo ormai è diventato un appuntamento fisso che serve anche a tracciare un bilancio. Sì, è la 7ª edizione, siamo molto contenti, ci sarà ancora Marina con noi, Marina Bottari, ci sarà Gianni Rizza alla regia e c'è il mio esordio come commediografo. E poi c'è un mare di artisti messinesi che hanno voglia di stare con Terra di Gesù, anche quello è un motivo di stare tutti insieme che ci inorgoglisce. Noi da tantissimi anni collaboriamo con Francesco Certo e con tutto il suo gruppo perché riteniamo che sia la direzione giusta per consentire anche ai meno abbienti, ai più bisognosi, ai meno fortunati di poter vivere non solo in questo frangente delle festività natalizie ma durante tutto l'anno, perché le attività di Terra di Gesù coinvolgono noi ma coinvolgono tante altre associazioni per poter esprimere sul territorio, per poter colmare tante necessità che purtroppo quotidianamente vivono. In prima fila c'è distribuzione degli alimenti, ma c'è anche la distribuzione di farmaci e comunque di visite specialistiche e noi come medici collaboriamo anche in questo senso nelle attività ambulatoriali che si fanno, ma è un'attività che si svolge per tutto l'anno. L'ottimizzazione dei risultati passa anche attraverso una presa di coscienza della cittadinanza e svolgiamo questa attività di sensibilizzazione e promozione proprio andando in questo senso, perché vogliamo che la città sia più libera, che ci siano meno macchine, che le poche macchine che ci dovranno essere speriamo siano elettriche e quindi non inquinanti, per cui il tema della mobilità e della mobilità sostenibile ci è caro e cerchiamo di portarla avanti in tutti i modi possibili. Quest'anno all'interno della manifestazione del New Mobility che parte il 14 e finirà il 17 c'è anche il tema della sicurezza con la presenza delle forze dell'ordine e delle forze armate che hanno deciso di partecipare ben volentieri e siamo contentissimi di questo. Ci sarà la Croce Rossa, abbiamo prestato anche attenzione in questo momento così particolare alle associazioni che si occupano di lottano contro la violenza sulle donne e anche loro saranno presenti all'evento, ci sarà la Croce Rossa, voglio dire stiamo cercando di fare un evento inclusivo sul tema della mobilità all'interno dell'evento, poi c'è un evento nell'evento come diciamo noi che è la sfida dello Stretto, della quale però parleremo in un'altra conferenza stampa. Quello che oggi possiamo dire è che ci parteciperà il sindaco Basile, la sindaca Caminiti di Villa San Giovanni, che ci sarà Jimmy Chione, che ci sarà anche una giovanissima attrice di una serie molto seguita e altri personaggi. Un'ultima cosa importantissima, e ci tengo a dirlo, è che parteciperà all'evento sia l'Istituto Basile che il Sequenza e gli alunni proprio di gli studenti di queste due scuole saranno quelli che disegneranno e coloreranno le livree di due auto che parteciperanno all'evento. E adesso un servizio sulla sicurezza cibernetica negli aeroporti. Vediamo di che si tratta. È stato siglato un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi tra la Polizia di Stato,
con il centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia Postale, delle comunicazioni della Sicilia Occidentale e Aerogest, società di gestione dell'aeroporto civile Vincenzo Florio di Trapani Birgi, presenti il dirigente del centro Marco Scarpa e il presidente di Aerogest Salvatore Ombra. L'accordo è finalizzato all'innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica, condivisione e analisi di informazioni necessarie a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti informatici ai sistemi informativi dell'aeroporto e delle sue reti telematiche. Prevede un'intensa collaborazione tra il centro operativo di sicurezza cibernetica della Polizia Postale e il team di sicurezza di Aerogest per la gestione delle segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni critiche. La Polizia Postale, l'articolazione specialistica della Polizia di Stato deputata alla prevenzione e il contrasto del cybercrime, ha tra le proprie specifiche mission proprio la tutela delle infrastrutture critiche informatizzate ed opera a livello centrale, con il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e a livello territoriale con i nuclei operativi per la sicurezza cibernetica che ne replicano la struttura e con esso dialogano per l'analisi e la diffusione reticolare delle informazioni di sicurezza. Per quanto pensiamo di fare il massimo per proteggere tutti i giorni il nostro aeroporto e mantenere alta la sicurezza, commenta il presidente di Aerogest Salvatore Ombra, ci sono delle minacce che arrivano dalla rete verso le quali è bene ergere alte barriere e affidarsi a veri esperti. Per questo ringraziamo la Polizia Postale per aver coinvolto il Vincenzo Florio come primo aeroporto della Sicilia Occidentale ad adottare le procedure per innalzare i livelli di sicurezza cibernetica contro gli attacchi informatici. L'accordo, afferma invece Marco Spera, ha lo scopo di porre in essere tutte le iniziative atte a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti informatici e di salvaguardare la prestazione di servizi essenziali alla collettività come quello del trasporto aereo, creando forme di collaborazione tra i diversi enti e un rapporto sinergico fondato su un costante interscambio informativo e sull'elaborazione di strategie per fronteggiare situazioni di crisi nell'eventualità di un attacco, ed è possibile così incrementare il livello di difesa da possibili eventi di sicurezza cibernetica. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.